5.200 le donne alle quali nel 2020 in Italia è stato diagnosticato un tumore ovarico, 427 in Veneto, pari all'8,2% della media nazionale. Nel 2021 nell'USL 2 sono stati 38 i tumori all'ovaio operati, da inizio 2022 a giugno già una quarantina. Patologie che vedono il Cafoncello hub di riferimento per ULS 2 e ULS 1 Dolomiti. È qui che una volta riscontrata ecograficamente una massa maligna vengono indirizzate le pazienti. Perché al centro hub? Perché il centro hub è anche il centro che è in grado di affrontare questi interventi, che sono interventi molto complessi. Nel 75% dei casi, i tumori ovarici, che spesso all'inizio non presentano sintomi specifici, vengono diagnosticati in fase avanzata, già al terzo, quarto stadio. Diventa quindi fondamentale la prevenzione. Di cercare di fare dei controlli con cadenza annuale, la possibilità di scoprirlo forse un po' prima, in questo caso c'è, molte volte ci arrivano donne che erano 10 anni che non facevano nessun controllo. Sul fronte delle terapie sono stati fatti importanti passi in avanti, anche grazie alla genetica. Nel 20-25% dei tumori ovarici sierosi di alto grado vengono riscontrate mutazioni che influiscono sul trattamento oncologico, ma hanno anche risvolti a livello familiare. E poi viene allargato a tutta la famiglia, i familiari in particolare di primo grado, che hanno un rischio del 50% di aver ereditato la stessa mutazione. Nella lotta a queste patologie arriva un nuovo alleato, ACTO Triveneto, che insieme a ULS è impegnato nella sensibilizzazione e prevenzione. Un'occasione sarà la giornata di domenica 25 settembre, che vedrà protagonisti medici e oncologi in una location particolare tra i vigneti, perché la vite diventa un simbolo di vita e forza. È una occasione per dire anche noi ci siamo, perché purtroppo siccome non se ne parla di questi tumori, le donne che si trovano ad affrontare questo tumore purtroppo si trovano delle donne spaesate.